Sono 30 i giovani praticanti protagonisti stamane della giornata annuale di benvenuto ai nuovi avvocati. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, è promossa dalla Camera Civile di Agrigento, presieduta dall'avvocato Antonino Cremona, ha attribuito ad ogni neoabilitato una pergamena a ricordo dell'inizio del cammino professionale. È molto importante che si veicoli il concetto di trasmissione di cultura nella professione, per cui legare il dominus al giovane avvocato significa legare una generazione ad un'altra generazione. Il diritto è politica cristallizzata, significa che secondo il momento socio-economico esce un diritto diverso. Nel 73 è uscito lo Statuto dei lavoratori ed è uscito il giudice del lavoro. Nel 2010 esce la mega conciliazione e il Tribunale dell'impresa. Il diritto in questo momento avrà dunque due tribunali, quello del lavoratore e quello del tribunale. Cosa significa? Che la realtà sociale si restringe a solo questi due momenti economici? È una riflessione che l'avvocatura e la curia deve fare scendendo le scale della giustizia e non mentre li sale, perché il cittadino che deve essere informato in maniera libera di quello che sta succedendo nella realtà socio-economica, per cui determinati valori stanno per essere totalmente negati al cittadino stesso. La cerimonia, svolta nell'aula Livatino del Tribunale di Agrigento, suggella il percorso di continuità tra il giovane avvocato ed il dominus, in un clima di grande emozione. È un momento sicuramente di grande gioia perché arriva, come diceva bene lei, a conclusione di un percorso lungo e difficile cominciato qualche tempo fa. Che emozione si prova? E la gioia è grande. E oggi, dopo 2 anni di praticantato, finalmente siamo riusciti, io così come tanti altri colleghi, a raggiungere l'ambito traguardo appunto dell'essere avvocati. Siamo giovani con tanta speranza e speriamo di poter onorare questa categoria e speriamo di poter raggiungere anche noi grandi traguardi.